Da qualche settimana il Circolo Empedocleo di Agrigento ha iniziato una serie di manifestazioni culturali e musicali. Venerdì 24 novembre è andato in scena Il Vendicatore di Francesco Lanza nell'adattamento di Giuseppe Gramaglia che ha firmato anche la regia. Nel cast hanno figurato Giuseppe Gramaglia, Massimo Agozzino, Lia Cipolla, Elina Dispensa, Lillo D'Alea e Maurizio Lucera, Maria Fantauso e Rosa Lafranca. Sabato prossimo 16 dicembre alle 18, serata dedicata invece alla musica leggera e specificatamente alle canzoni degli anni 60 con il gruppo Generation 60. Mercoledì 20 dicembre appuntamento con il cantastorie Nonò Salamone, protagonista di Cunti e Stracunti e Cante di Natale. Ed ora interviste con il presidente del Circolo Empedocleo Giuseppe Adamo e il consigliere Gaetano Alletto che approfondiscono le iniziative che si svolgeranno nei prossimi mesi. Sì, abbiamo iniziato già con a metà di novembre praticamente tutte le attività proposte dal Circolo Culturale Empedocleo sono riprese a pieno regime con il primo spettacolo del Teatro da Camera e poi le altre attività che quest'anno si arricchiscono di altre nuove proposte, uno dei quali sono i concerti di gruppi musicali del territorio e quest'anno faremo sei concerti con cadenza quasi mensile, e questa è una novità. Poi ci sarà anche la novità dei concerti dei cori polifonici che dovrebbero iniziare pure entro questo mese di dicembre, e con questo praticamente tutte le attività proposte dal Circolo Culturale Empedocleo sono entrate tutte a pieno regime. Ecco, ci sarà anche uno spazio dedicato al teatro. Il Teatro da Camera ormai è giunto alla settima edizione, facciamo degli spettacoli proprio tra virgolette di Teatro da Camera, sono delle opere a livello nazionale compendiate diciamo in un'oretta e 10 di spettacolo, proprio per renderlo più pratico per una sala come quella del Circolo Empedocleo, però diciamo manteniamo gli autori che trattiamo completamente diciamo con l'opera che stiamo trattando, lasciando inalterato il contenuto proprio dell'opera. Abbiamo spaziato in questi 7 anni su tutta la cultura sia nazionale che internazionale, e i risultati ci hanno dato fino a questo momento ci hanno dato ragione. Accanto al presidente Adamo c'è Gaetano Alletto che ha curato anche lui minuziosamente un po' tutte queste manifestazioni, specialmente in particolar modo su quello che riguarda la musica, ecco, la musica che varierà dagli anni 60 a salire. Ce ne può parlare? Prima di questo gruppo il presidente ha presentato il teatro, è già partita la stagione della musica classica che già ha presentato nei giorni scorsi con il primo concerto del Liceo Classico Musicale Empedocle, dove si esibiscono gli studenti, i giovani studenti, le promesse della musica classica futura. Invece abbiamo preparato, come già accennava il Presidente prima, un programma di 6 concerti che si amplierà probabilmente per dare spazio a gruppi locali che propongono musica leggera, musica rock e musica anche rock jazz e jazz moderno. Come l'anno scorso abbiamo condiviso l'idea di fare dei concerti per la pace, perché stiamo attraversando un momento difficile nel mondo perché l'anno scorso eravamo nel pieno del conflitto Russia-Ucraina, ma quest'anno si è aperto un altro conflitto nel Medio Oriente e questa cosa ci preoccupa molto. Quindi questi concerti hanno come sfondo un'idea di pace
E questa idea verrà espressa dai gruppi che proporranno dei brani del passato, più o meno recente, sul tema, quindi sul tema della pace, e proporranno dei brani di musica che trattano questo argomento contro la guerra e per il mantenimento della pace. Quindi anche questo piccolo contributo vuole dare il Circolo Empedocleo affinché possano chiudersi le guerre in corso e fare veramente i concerti per fare divertire la gente, gli studenti, spensieratamente. Ecco, chi potrà assistere a questo spettacolo oltre ai soci? Allora, il Circolo Empedocleo è sempre aperto alla città di Agrigento e gli ingressi sono gratuiti. Praticamente fino a esaurimento posto. Sì, esaurimento posto. E poi chiaramente ci sono dei posti riservati per i soci che sono il fulcro, diciamo, il fulcro portante di tutta questa organizzazione, ma siamo aperti alla città. Quindi Agrigento si pone avanti guardando verso, cioè il circolo culturale si guarda ad Agrigento 2025 e quindi offrendo dei prodotti culturali veramente di alto livello. Già inizieremo sabato 16 dicembre con un gruppo che si occuperà degli anni 60 Generation, che ripercorrerà i temi di allora, che, attenzione, sembrava che fossero dei temi leggeri, di musica leggera tout court, fino a se stessa, invece no, già germogliavano messaggi contro la guerra, contro la violenza, anche contro la violenza. Contro la violenza e quindi già da allora, ecco, loro esibiranno questi brani che propongono già da qualche anno, ma riarrangiandoli, rendendoli moderni.